Siamo con mister Ferraro alla vigilia della sfida al Paternò, svolta la rifinitura a Ragalna. Mister, recupera qualcuno tra gli indisponibili? Sì, recuperiamo Andrea Russotto e poi saranno tutti quelli di mercoledì. Sicuramente la settimana prossima recuperiamo qualche altro calciatore. Possibilità di ricorso al turnover considerando anche le fatiche infrasettimanali? Questo sicuramente, però oggi abbiamo fatto la rifinitura, visto tutti quanti ragazzi motivati, con entusiasmo e soprattutto di affrontare questa partita difficile che incontriamo domani. Diciamo che chi all'inizio, chi subentra è pronto per l'importanza di quello che dobbiamo fare domani, questo sicuramente. Affrontiamo una buona squadra, un buon organico, una squadra che gioca in velocità, viene da una vittoria importante che ha fatto mercoledì. Grande entusiasmo, ma noi siamo pronti per proseguire il cammino che stiamo facendo. Paternò, Lentini, infine nuovamente definitivamente Paternò quale sede di questa gara. Questo ha influito sulla preparazione? Credo che sia giusto così, credo che le partite bisogna giocarle col pubblico e soprattutto nel campo della squadra di casa. La federazione ha fatto questa scelta. Noi siamo contenti e siamo pronti ad affrontare questa sfida che permette pure ai nostri tanti tifosi di ammirarci e soprattutto di incitarci dall'inizio alla fine. Dal punto di vista mentale la squadra comunque gode di un ottimo momento anche in funzione delle vittorie consecutive. È più importante gestire o coltivare questo entusiasmo? Per me è più importante coltivare questo entusiasmo, perché se noi più abbiamo questo entusiasmo alto con le prestazioni e soprattutto con le vittorie, capiamo l'importanza ancora di più di questo campionato. Però c'è un grande gruppo, una grande squadra, abbiamo tutti i tasselli che il Catania può fare bene domani e può consolidare la nostra classifica, questo sicuramente. Continuano ad aggiungersi nomi nuovi tra i marcatori stagionali del Catania, forse questa è la migliore dimostrazione di quel gruppo coeso, compatto, in cui c'è spazio per tutti. Sì, sicuramente, abbiamo un gruppo, abbiamo una squadra, abbiamo una mentalità, abbiamo una società che non ci fa mancare niente, abbiamo il direttore Rarive sempre sul campo che ci assiste a ogni allenamento, abbiamo un pubblico che ci incita dall'inizio alla fine. Noi siamo qui pronti a dare il massimo ogni domenica e far capire di quanto ci teniamo questa vittoria del campionato e soprattutto domenica per domenica consigliare la nostra classifica.